Il nuovo piano sociosanitario cerca di adattarsi ai bisogni di una popolazione ligure che cala, invecchia sempre di più e chiede sempre più assistenza e prossimità. Altre novità sono invece legate alla generale carenza di personale sanitario o a norme del Ministero della Salute. Regione Liguria assicura che non ci sarà una riduzione dei servizi, ma una riorganizzazione che li razionalizza e rende più efficaci. Su molti punti, di cui già si parla da diversi mesi, ci sono state diverse critiche dall'opposizione in Consiglio regionale. In sintesi, i piani sociosanitari regolano le attività territoriali ospedaliere. Questo, dopo l'approvazione in giunta, deve essere inviato al governo che lo esamina e poi approva, eventualmente con osservazioni o richieste. Poi torna in giunta e in consiglio regionale per l'approvazione. Vediamo alcuni punti contenuti dentro al piano. Ci sono le case di comunità, strutture che dovrebbero dare risposte ai cittadini con servizi specialistici e diagnostici che ora alcuni cercano anche in pronto soccorso, rendendone più difficile l'attività. Ne sono previste 32, di cui 30 finanziate con il PNRR. Sono previsti poi 11 ospedali di comunità, ossia posti letto a bassa intensità, più incentrati sul supporto delle persone fragili e su attività di assistenza infermieristica. Le centrali per l'emergenza e urgenza passeranno da 5 a 3, una su Genova, una per il Levante e una per il Ponente. A chiederlo è una norma nazionale legata al numero di popolazione. Secondo l'assessore alla sanità, le risposte ai servizi non cambieranno. Al momento non è ancora stato definito dove saranno quella del Levante e quella del Ponente. Il numero delle automediche, il numero rimarrà assolutamente lo stesso, quindi nulla cambia, il cittadino telefonerà al 118 e il 118 di quel territorio in cui insiste la centrale, darà lo stesso tipo di risposte. Si riducono anche i punti di nascita perché secondo la legge per avere livelli alti di sicurezza bisogna fare circa 1000 parti all'anno, ne rimarranno 9. Ci saranno poi dipartimenti interaziendali all'interno degli ospedali per creare sinergie tra gli stessi reparti di diverse strutture e cercare di limitare il problema della carenza di personale.